ascolti? Va ora in onda la rassegna stampa. Vi trasmettiamo Cultura Variniana. Ecco, in questa foto potete notare Sammy Varin nei primissimi anni 90, doveva essere 1990-91, più o meno quando sei nato tu, Simone, siamo lì. Ero a Radio Kiss Kiss Italia, sì, abbracciato con Marina. Questa era una mia collega proprio di Kiss Kiss, di cui non conosco il cognome. E allora, chi l'ha vista? Chi l'ha sentita? Marina, se ci sei? No, perché non mi ricordo più come ti chiami di cognome, porco cane. Abbiamo lavorato per qualche anno insieme. Tu dici, cosa c'entra Marina? Niente così, perché a volte è bello, vedi una vecchia tua foto, dici, cavolo, come si chiamava quella lì? Perché sai, sono persone magari che incroci facendo radio e poi loro diventano persone serie, trovando un lavoro serio, mentre tu vai avanti a fare radio per tutta la vita, capisci la differenza? Bello, chi ci guarda in radiovisione vede una foto molto, molto privata di Sammy Varin quando facevo radio nei primissimi anni 90. E questo che c'entra con oggi? Beh, c'entra perché sono ancora qui. Tra qualche anno faccio 50 anni di radio, ragazzi. Poi magari nei prossimi giorni vi mostro anche quella del 1977 come foto, che ero leggermente più piccolino, avevo 11 anni, ma già cominciavo a giocare con mixer, radio, trasmettitori. Santa pazienza! Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno al Simone, certamente, e buongiorno a chi sceglie anche oggi Radio Libertà, perché è a caccia di buone notizie, che non siano sempre quelle, che non siano noiose, una rassegna stampa frizzante che non vi faccia dormire, perché sono le 7.33 o magari è sera, le 8 di sera, e uno insomma non si può mica addormentare nella replica alle 8 di sera. Sveglia, giù dalle brande, rutto libero per chi sta cenando, ma soprattutto fatevi un giro, perché mi guardi con quella... Quando Simone mi guarda con quella faccia di compatimento, è come per dire, io questa battuta gliela frego e la dico io poi ai miei amici. Lo so che vuoi fare così, lo so benissimo, lo so, le mie battute circolano in altri ambiti, lo so, ma un giorno verrò a bussare chiedendo il copyright. Sì, stavo dicendo prima che mi interrompessi col tuo sguardo montenegrino, sembra una pubblicità dell'amaro Montenegro, Simone. Questa non te l'aveva mai detto nessuno, questa non è male. Radio Libertà vi aspetta anche sul sito di Radio Libertà. Perché mai? Perché è un sito di controinformazione potentissimo. Fammelo vedere. Oddio, non è che sia una bella visione, Chi è questa? È la capa dell'Europa, che però ieri ha preso una piccola bastonatina, Ne parliamo tra pochissimo. Il sito internet di Radio Libertà, radiolibertà.net, dove trovate tanti commenti alle notizie del giorno. Ci sono i giornali visti da Sammy Varin, guardali qua, questi sono quelli di ieri, le notizie che ho selezionato io. Lucio Battisti tradito da Molteno, che non vuole una via dedicata a lui. La nuova Elli, che ormai è da tutte le parti, ragazzi, anche oggi ne parliamo. Ostellari, sì, con la nuova legge sulla sicurezza, ragazzi. E poi c'è anche tutto un magna magna. Guarda qua, si mangia e si balla a suon di tamuriata, il magna magna che potrete riascoltare questa domenica alle 12.30 con le feste, le sagre, roba buona. E poi tante analisi, dicevo, sul sito di Radio Libertà, che la raccontano in modo ben diverso rispetto ai soliti giornaloni, ma c'è un motivo più importante perché vi porto sul sito di Radio Libertà. Perché se aprite questa tendina, picciu, scendete finché non c'è scritto dona ora. Dona ora cosa vuol dire? Vuol dire sostienici con una donazione. Vuol dire che abbiamo le pezze al culo da
50 anni, stavo dicendo, ce li hai tu da 50 anni, Sammy Varin. No, nel senso che abbiamo bisogno di un vostro sostegno economico, ce l'abbiamo bisogno. Ieri si è bloccato il server, ieri sera, ve lo dico, adesso faccio proprio la portinara, no? Ieri si è bloccato il server per quasi 2 ore, praticamente siamo andati avanti come se fossimo una radio anni 70, non andava questo, si bloccava, sembrava Rai 3 quando aveva cominciato le trasmissioni, no? Dateci una mano, sosteneteci con una donazione attraverso il sito radiolibertà.net. Con una carta di credito ci mettete veramente 5 secondi e lo sapete, bastano 5 euro, non vi chiediamo più di tanto. Se siete vecchia maniera, fate un giro in posta. Conto corrente postale 37671294 e il regalo di Natale ce lo fate attraverso il conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà, causale del versamento contributo volontario. E grazie naturalmente a chi ci penserà per le prossime settimane, avvicinandosi il Natale, anche ai nostri poveri registi che vorrebbero tanto un panettone al pistacchio, ma nessuno glielo regala. Sto pistacchio, ma sei traviato col pistacchio? Simone, uno vuole il pistacchio. È un'esigenza molto personale. Panettone al pistacchio, se non niente. Santa polenta, dai, fatevi sentire, ascoltatori, no? Perché poi mi vengono i dubbi, non c'è un cazzo di nessuno che ti sente stamattina. C'è questa cosa, eh? Cioè, siamo in onda sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, che è una platea immensa. Siamo in onda sul Facebook di Radio Libertà, sul canale YouTube di Radio Libertà, sul sito radiolibertà.net, sulla app di Radio Libertà, che io consiglio a tutti voi di scaricare, perché quando vi sentite soli cliccate lì e io comincio a parlare. E non so se questa sia una buona notizia, però in qualunque momento del giorno o della notte sentire Sammy Varin che parla è una certezza, capito? Chiaro che ci sentite anche sulla banda DAB della vostra radio in tutta Italia. Vorrei ribadire sto concetto, nel senso che non è che ci si prende solo in Sicilia, sai che adesso va di moda, no? Cioè una radio siciliana la senti in centro Milano e uno dice, ah, ma cosa c'entra una radio siciliana? È la moda del DAB, non chiedetemi perché si affittano queste frequenze per un po' di mesi. La radio siciliana o di Iglesias si sente a Monza e uno, oh, c'è Radio Iglesias, con tutto il rispetto, esiste davvero, bella musica, gente simpatica, però cosa c'entra? Bene, noi ci si sente in tutta Italia, vuol dire che da Milano a Palermo fino a Iglesias si sente benissimo Radio Libertà. Chiaro che dovete schiacciare DAB sulla vostra autoradio o sulla vostra radiolina che avete comprato in negozio e cercare in ordine alfabetico Radio Libertà. Fate questo esperimento perché non si usano gigabyte, non c'entra niente internet, sono solo onde elettromagnetiche, quindi siamo molto affezionati al passato, ma queste onde sono picciu digitali, ok? È differente la qualità, ve l'assicura Sammy Varin. Che cosa faccio? Apro un'agenzia di assicurazioni? Mi tuffo sui quotidiani, signori, lo faccio volentieri perché quello che mi piace quest'oggi è il quotidiano Il Manifesto, il vostro quotidiano di riferimento che oggi è veramente demoralizzato, signori. Io vi invito a comprare il quotidiano Il Manifesto, sole 1,50 euro. Ma cosa ti compri con 1,50 euro? Il panettone al pistacchio non lo trovi, ma neanche quelli mignon. E allora comprati Il Manifesto con Black Deal, si intitola così, che chiaramente questo è il dialetto delle valli bergamasche, Black Deal. All'Europarlamento la maggioranza Ursula va in frantumi.
I popolari votano con tutte le destre. No! Anche le più estreme. No! Per smantellare un altro tassello del Green Deal. Tutta la redazione del Manifesto con la Kefia, col Montgomery, tutti che piangono. E non è la prima volta, ma non era mai successo che per un atto legislativo si spaccasse in questo modo l'Europa dei comunisti. E i socialisti sono tutti sotto shock. Se oggi incontrate un socialista in metropolitana lo vedrete proprio ciondolante, no? Sta cambiando qualcosa? È presto per dirlo, però insomma ragazzi è una notizia che il PPE abbia votato con le destre per cambiare qualche cosa. Tu dici che si sono sbagliati? No, non lo so. Però questo è il titolo terribile, drammatico. E io probabilmente quando uscirò di qua andrò in edicola. Chiaro che mi metto una barba finta ancora più lunga di quella che mi sta crescendo, un cappellone. Ce l'hai la Kefia? Sì, ce la porta sempre Simone dentro nello zaino, non si sa mai chi incontri fuori. E comprerò il Manifesto. Sì, per par condicio, visto che oggi è una bella giornata, si prevede sole e anche un po' di pioggia a Milano, vado sul Secolo d'Italia, perché ieri abbiamo assistito per la sinistra a un'altra pantomima, mamma mia, ancora l'Albania e l'Italia ma come vanno d'accordo questi due ragazzi? Si è inginocchiato ancora Rama, non l'ho mica visto. Fatto sta, il Secolo d'Italia titola questa mattina "Non si cambia rotta. Meloni e Rama rilanciano il patto sui migranti. C'è chi vuole affossarlo. Noi andremo avanti". Stefania Campitelli, il suo editoriale, ci fa capire come è chiaro che su questa cosa dell'Albania non si torna indietro con tutti i miliardi che stiamo spendendo, ed è chiaro che, e come scrivono oggi i giornali di sinistra, abbiamo fallito. Questo è vero, ma di chi è la colpa? È stata tua la colpa? Allora adesso che vuoi? Chi era? Dai! Chi? Fedez? Scusa, vado un attimo in bagno a vomitare. Però in effetti ci sta la Fedez che canti una roba del genere, veramente. Ok, beh, ma vabbè, tu lavori a Radio Libertà, logico, uno che lavora a Radio Libertà non può intendersi di musica italiana, è logico, mica vai a lavorare. Non si cambia rotta, questa è fine, è una battuta fine. L'editoriale ci fa capire come abbiamo fallito sui centri in Albania, questo lo scrive tipo Repubblica, giù di lì, ma di chi è la colpa? La colpa è dei giudici. Cioè, adesso mi prendete sul serio, per favore, perché adesso ho quasi dei problemi. Cioè, facendo una rassegna stampa così, un format così divertente, che non diverte però è ente, faccio fatica anche a farvi capire quando sono serio, e questo è un problema, vi giuro. Mi fate un whatsappino al 340 6709 659, soprattutto prima di tutto mi dite se sta funzionando la radio, perché te l'ho detto, ieri sera ci si è bloccato il server, non funzionava più niente, abbiamo iniziato a pedalare, abbiamo anche dei pedali qua in caso d'emergenza per produrre energia. 340 6709 659 per dirmi se funziona e se mi credete, se credete in Sammy Varin. È importante questa cosa, perché io sono qua a leggervi dei titoli, qualcuno potrebbe dire ma se li sta inventando lui. La colpa è dei giudici, e questo l'ha fatto capire ieri Giorgia Meloni, ed è la grande verità per cui forse una piccola riformetta nella giustizia ci vuole. Che ne dite? Cioè, noi facciamo leggi, ma se poi i giudici non le applicano o le identificano come un qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto noi, la cosa è gravettina. Fatto sta, il Secolo d'Italia ci infonde delle buone notizie, nel senso che si va avanti, e tra poco, quando l'Europa decide,
finalmente potremo ripartire con questa menata dell'Albania, che è una menata ma è un segnale fortissimo, cioè serve l'Albania come ponte per riportare a casa questa gente che viene clandestinamente nel nostro paese e magari ha solo il raffreddore come scusa. Attenzione, adesso vado sull'unità, so che aspettate anche l'unità, ci vado. Chiaro che Rama, che mi sembra sempre di parlare con gli Hare Krishna, no? Hare Rama, gli saluto caramente, so che mi sentite in tantissimi Hare Krishna, è la cosa più bella. Piuttosto che musulmani, ragazzi, Hare Krishna per sempre. Arrivo! L'unità, ve la leggo tra poco, ma vi dicevo, c'è un motivo un po' nascosto perché Rama è così gentile, gli fa i regali, si abbracciano, ma ieri stavano quasi piangendo tutti quanti in conferenza stampa perché Rama ha detto che insomma non farebbe accordi con nessuno che non fosse l'Italia, ma siamo amati solo l'Italia, perché l'Italia, perché solo con l'Italia? Bada ben, perché tra poco saremo noi a condurre l'Europa, sì, a posto di Ursula ci mettiamo la Meloni magari, avremo la presidenza di turno dell'Europa, già. E l'Albania? Chi è? Oh cazzo, c'è Rama. Oh, sta scendendo Rama dalle scale, ma non è possibile, ma è lui? No, dai, ha portato il panettone al pistacchio, Simone, panettone albanese, non mi fiderei del panettone albanese. Scherziamo un po', perché chiaramente busserà alla porta dell'Europa, chiederà di entrare in Europa. Tu preferisci, adesso non c'è che l'imbarazzo della scelta, l'Albania o la Lettonia, la Lituania, no? Sono già tutti ormai europei, se non lo sono subito lo saranno tra poco, avremo un peso pazzesco, io che sono dimagrito di qualche chilo mi sentirò ancora più pesante quando entreranno tutti questi in Europa. Fammi andare sull'Unità, eccola qua la prima pagina del quotidiano L'Unità, che scrive come titolo principale: altro che giustizia giusta, il garantismo della destra, mettere in prigione anche i bambini. Già. Dammi una definizione di bambino, per favore, Sansonetti. Questi bambini che non sono bambini, scherzi a parte. Adesso non faccio paralleli stupidi, però allora, se ci sono da una parte del mondo bambini che vanno in giro col mitra già a 12 anni, beh, qui da noi il mitra non ce l'hanno, però ti violentano la ragazza, ti spaccano la faccia all'amico, tirano fuori il coltello e magari anche la pistola. Forse c'è qualcosa che non funziona a Sansonè. Il governo Meloni, no, te lo leggo l'editoriale di Sansonetti, ragazzi, assolutamente sì. Il governo Meloni, da quando si è insediato, ha introdotto una ventina di nuovi reati nel codice penale e ha stabilito un aumento delle pene per circa 40 anni di carcere per reati già esistenti. Coi decreti sicurezza ha stabilito che nelle carceri non sono permesse neanche le proteste non violente, e non violente secondo Sansonetti bisogna capire quelle che sono violente e quelle che no, e saranno punite con una pena fino a 7 anni. Poi ha ridotto il permesso di manifestare ostacolando il traffico, anche qui prevedendo la prigione, ma guarda che cattivi, e ha deciso che una donna incinta può andare in cella, non in cella, dai, te l'abbiamo spiegato, si va in appositi luoghi protetti, e se ha un bambino anche di 1 anno e non sa chi lasciarlo, il bambino andrà in cella con lei e sconterà la pena. Queste ultime 2 norme sono studiate contro le mamme rom. Possiamo, senza polemiche ma limitandoci ai fatti, definirle leggi razziste. L'altro giorno, che ha fatto la Lega, signori? Ha presentato alla stampa un nuovo pacchetto sicurezza, perché la Lega, supponiamo con il consenso del centrodestra, ritiene che la svolta repressiva impressa dal decreto sicurezza sia ancora troppo dolce. E quindi che vuole la Lega? Chiede una nuova legge che preveda
che se uccidi un ladro non solo non commetti reato, ma non puoi nemmeno essere indagato. Poi chiede una legge che introduca il nuovo reato di fuga pericolosa fino a 5 anni di carcere e anche una legge che fissi l'obbligo di versare una cauzione se convochi una manifestazione, cortei a pagamento. Oh, ma sentite come strilla Sansonetti? Mamma mia, questo sta gridando! E infine, lo sgombero immediato, entro 48 ore dalla denuncia per chi occupa un appartamento, anche se l'appartamento non è la prima casa di un altro proprietario. Oh, Lena Purtinara, il Piero Sansonetti, hai sentito come snocciola quello che la Lega vuole fare? Mi dite cosa ne pensate, perché magari qualcuno dà ragione a Piero Sansonetti, 340 6709 659. Scrivetemi che io tra poco leggo i vostri WhatsApp, solo WhatsApp, se no lo sapete gli SMS poi li pubblicano nelle trasmissioni di sinistra. Sgombero immediato anche se viene occupato un edificio abbandonato da anni, capito? Non è finita. Sansonetti ne ha voglia di scrivere. Per quel che riguarda l'immigrazione, le direttrici sono 3. 1, deportazione in Albania. Lo faremo anche noi. Per i registi che sbagliano, deportazione in Albania. 2, polemiche coi giudici che liberano dalla detenzione i profughi e tentativo di varare leggi che impediscano la liberazione dei profughi. Sono profughi, questo è chiaro, e c'hanno raffreddore, sono profughi. 3, guerra aperta, sempre via decreto, alle ONG che operano soccorsi in mare e stretta sugli interventi della Guardia Costiera, con l'obiettivo di aumentare i naufragi e dunque ridurre gli sbarchi, la tragedia e la strage come strumenti di deterrenza. Per quel che riguarda l'immunità parlamentare, io mi fermo qua, ragazzi, perché non ce la faccio, Simo, non ce la faccio. Sansonetti, ti vogliamo bene, ma il tuo editoriale è pesante, veramente, una roba che cioè, non riusciamo a digerirlo neanche, ma neanche. Mi dite se siete d'accordo con quello che ha scritto Sansonetti, cioè tutte queste novità proposte dalla Lega nei decreti di sicurezza e andare avanti con l'Albania, perché tra poco l'Europa decide, ci sono giudici anche lì, e quando deciderà saremo tutti d'accordo di andare avanti e forse i giudici dovranno pensare ad altro. Che ne dite voi? 340 6709 659, scrivetemi, che io intanto, per compensare il fatto che non vi ho appesantito un attimino stamattina, arriva la verità. Ecco il quotidiano La Verità, signori, in taglio alto, cose belle, persino una lotteria, signori, per arruolare 500.000 ragazzi nell'esercito tedesco. Ragazzi, sono troppo avanti in Germania. Noi facciamo la lotteria per farvi vaccinare, per farvi inoculare. Loro fanno la lotteria per portare i ragazzi a combattere. Abbiamo un po' di maranzini qui che li facciamo combattere. No, quelli poi combattono contro di noi. Attenzione, taglio alto della Verità. Ecco l'intervista al ministro russo censurata dal Corriere della Sera. Piatto ricco, micificco. Cioè il Corriere ha fatto un'intervista a Lavrov, veramente Lavrov che ha chiesto l'intervista, il Corriere gliel'ha fatta, gli ha fatto le domande, lui ha risposto e il Corriere ha deciso di non pubblicare quell'intervista perché c'erano dentro delle cose false. Magari bastava un editoriale per dire che non erano d'accordo su questa cosa, che era una palese falsità quello che ha detto Lavrov. No, non l'hanno proprio pubblicata l'intervista di Lavrov. E chiaramente l'ha pubblicata Lavrov a quel punto, e La Verità l'ha ripresa quest'oggi. Quindi se volete l'intervista con Lavrov dovete comprare La Verità, perché il Corriere non la mette. L'avete mai fatta la cacca su un water d'oro? Lo so, piacerebbe a tutti noi, anche perché ci si sente meglio dopo essersi svuotati, e ormai fanno pubblicità anche in televisione, sono frasi fatte ma è tutta salute.
Bene, gli amici di Zelensky si fanno i water d'oro coi nostri soldi, ragazzi. E avevamo questo dubbietto quando è scoppiata la guerra, che abbiamo cominciato a dare soldi all'Ucraina, veramente. Cioè, pensavamo più alle armi, dicendo: ma tutte queste armi che gli stiamo dando le troveremo poi sul mercato nero. Mio figlio si comprerà l'arma che abbiamo dato all'Ucraina. I soldati muoiono, gli europei si svenano, loro s'arricchiscono. Il titolo principale della Verità quest'oggi è tutto vero. Gli amici di Zelensky si fanno i water d'oro coi nostri soldi. Guardalo qua, guardalo qua. Guardalo qua, non riesco a farvelo vedere. Ecco, no, non c'è. Dopo ve lo faccio vedere. E all'interno la Tangentopoli ucraina era prevedibile. Abbiamo finanziato uno dei paesi più corrotti del mondo, fingendo che fosse un modello di democrazia, e continuiamo a proteggere il presidente come se non c'entrasse nulla. Maurizio Belpietro la racconta giusta quest'oggi e penso che sia veramente un quotidiano da acquistare. Di spalla c'è Francesco Borgonovo. Parla Valditara. Oggi Borgonovo intervista il ministro Valditara. L'educazione spetta ai genitori. Gender stop propaganda. C'è ancora polemica sui giornali di sinistra, ragazzi, perché non vogliamo più far entrare i travoni in classe. Ma cosa c'entra questa cosa con l'educazione alla sessualità? Non c'entra proprio niente, direi. Il fatto che arrivassero gay, lesbiche, transessuali, pansessuali nelle classi dei vostri figli a spiegare che si può cambiare sesso dalla mattina alla sera, ma puoi prendere anche quella pastiglietta, certo, vai all'ospedale Careggi, che già ha i suoi problemi, e te la danno senza neanche parlare con lo psicologo. Speriamo che non sia più così, pare che sia accaduto anche questo. Cosa c'entra? Cosa c'entra il gay, il tipo vestito strano che non capisci se è un maschio o una femmina? E se glielo chiedi, lui dice: non lo so neanche io. Cosa c'entra con l'educazione all'affettività? Punto di domanda. Boh, ditemelo voi. Almeno che sappiate chi entrerà in classe la prossima settimana dai vostri figli. Almeno questo. Santa polenta, santa polenta. Sì, sono sul quotidiano La Verità. Tra i titoli: Ursula delira, abbiamo raffreddato la Terra, calano le previsioni di aumento della temperatura, ma le emissioni sono salite, ma anche maggioranza KO, la destra UE unita boccia la norma anti-imprese e la sinistra. Ragazzi, è quello che vi diceva prima il manifesto piangendo. Non era mai successo che il PPE votasse con le destre. Secondo me hanno sbagliato. Comunque, all'interno del quotidiano La Verità, la Tangentopoli ucraina imbarazza l'Europa, che però invia altri denari. Scoperta una maxi rete di corruzione, l'entourage presidenziale dice colpa di Mosca, da Bruxelles arrivano ancora 6 miliardi, ma crescono i dubbi sull'uso degli asset russi. E poi questi si comprano tutti i water d'oro, dico, ma sarà il caso? Eccolo qua, guardali qua, con i nostri soldi regalati a Kiev gli oligarchi si fanno water d'oro. Certo, fare la cacca su un water d'oro, ma io non so neanche se riuscirei, perché ti dispiace poi, ma anche è d'oro pure la carta igienica, è un po' scomoda. Però adesso l'oro entra in finanziaria, ragazzi. Se avete un water d'oro, trattatelo bene, perché se lo fate uscire dal nero e quindi lo denunciate, lo fate valutare, ragazzi, poi quando lo rivendete, sai che l'oro aumenta praticamente ogni 5 minuti, aumenta, e quando lo rivendete la tassa è soltanto su quello che ci guadagnate, non ti tassano tutto il valore del water d'oro. Che cazzo stai dicendo, Sammy Varin? Questo è un argomento da water d'oro, signori, ma solo perché so benissimo a cosa serve questa trasmissione. Lo so, perché io sono Mago Varin. E allora, Mago Varin, prima di lasciarvi alla pausa, giustamente, ricordiamo
che la nostra rassegna stampa, oltre che essere sponsorizzata dalla pasta anticomunista, e questa è una cosa che tutti voi dovete avere a casa, pasta anticomunista, loro fanno le pastasciuttate antifasciste e noi ci compriamo un pacchetto di pasta anticomunista, c'è anche lo sponsor, certamente, con la canzoncina che vi invita a usare il vostro water d'oro. Suona la sveglia, mi chiama il destino, arriva puntuale il bisogno mattino. Saluto il trono con aria beata e la giornata è già cominciata.
Sentito che roba, oggi Sammy Varin vi ha fatto canticchiare, gorgheggiare mentre vi svegliate o aspettate che diventi verde quel semaforo. My Heart Will Go On nella versione di George Davidson, scritto Davidson, il celebre pezzo di Céline Dion, la canzone di Titanic, è tra la produzione di questo pianista concertista che vive, poverino, nelle isole Cayman. Oltre una dozzina gli album venduti in tutto il mondo negli ultimi 20 anni, ve lo propongo da scoprire perché secondo me è interessante. George Davidson. Ogni mezz'ora, lo sapete, io trasmetto solo artisti indipendenti. Se cantate, ballate, scrivete, fate qualunque cosa e non dipendete da un padrone che vi obbliga a farlo in un certo modo, ma siete ancora liberi e coraggiosi, scrivete una mail a sammy.varin@radiolibertà.net. Nuove iniziative imprenditoriali. Se siete un muratore e pensate di fare le case più belle del mondo, scrivetemi e io vi ospito, vi intervisto. Ma guarda un po' che strano, sto Sammy Variniano. Qui a Mantova tutto ok, riceviamo forte e chiaro tramite internet. Grazie a chi mi scrive da Mantova. Sì, prima ho chiesto un check per capire, perché ti viene il dubbio ogni tanto, stai facendo la trasmissione da solo, l'unico che ti ascolta e mica poi neanche tanto è il regista Pistacchio. Buongiorno Sammy, credo in te. Non ti ha mai chiamato nessuno Pistacchio, ci mancava questo. Vuole il panettone al pistacchio, Simone. Oh, regista Pistacchio. Buongiorno Sammy, credo in te. E quando uno mi dice credo in te, parte la canzone di Miguel Bosé, ve la ricordate? Credo in te, che poi cantava anche Superman, don't you understand, we love you. Non la conosce neanche questa. Quest'anno, grazie alla Melona e al Fido Piantedosi, ne sono già entrati più di 61.000. Peggio di Draghi, peggio della sinistra. Oh, credi in me, ma spari cacchiate pazzesche. Ma entrano, ma dopo ritornano, vai tranquillo. E poi adesso l'Europa ci dà i soldi. Ci dà i soldi piccioli. Ogni migrante vale a peso d'oro e chiaramente adesso lo facciamo valutare e poi con la finanziaria, quando aumenta l'oro, potremo guadagnarci qualcosa. E almeno prima i giornalisti destronzi, ha scritto così, suonavano giustamente la gran cassa, ora stanno muti, ma la Melona non era quella del blocco navale? Come ci ha preso per il culo? E poi parlando di Albania, tutta sta confidenza con il premier più corrotto d'Europa. No, il più corrotto è Zelensky, non sbagliamo, in Albania sì, sicuramente i water d'oro ancora non so, bisogna farci un giro nel centro di detenzione che abbiamo fatto, non ho visto come sono i gabinetti. Dai, scherziamo un po', però questo mi ha fregato, ha scritto buongiorno Sammy, credo in te, e poi mi ha bastonato, che cavolo. Rama è un musulmano di M, scrive Ermanno. Oh signor, rassegna stampa troppo scenografica, che altera la notizia, assolutamente, ci manca Cainarca. Capisci come istighi poi la gente? E se volete Cainarca, fate una mozione, anzi di più una pozione, cercate di fare una magia e rievochiamo Cainarca, che col cacchio che torna a svegliarsi alle 5 del mattino, ma scusa, è passato a miglior vita in senso buono, nel senso che inizia la trasmissione verso le 10, fa un approfondimento quotidiano molto bello e potente, è finita lì e non sta lì a cincischiarsi con i giornali che si parlano addosso, capito? Quello che faccio io, però lo faccio come non lo fa nessuno. Sammy, facciamo il contrario. Le leggi le facciamo fare ai giudici, poi il Parlamento le interpreta. Che ne dici? Può essere un'idea. Pietro, for president, mi hai detto una cosa stupenda, non l'avevo mai pensato a questo. Buongiorno Sammy, Sansonite, Piero Sansonetti, non rappresenta neppure se stesso, ma solo la parte stalinista del suo pensiero. No, dai, non essere così. Libertà, meno male che la Lega c'è, punto, firmato Silvio, lo spirito che ci ascolta. La radio funziona egregiamente e tu sei credibilissimo, almeno uno, Marco. Ti amo, I love you Marco. A Sansone fa una bella cosa, ma vabbè, Sansonetti ce l'aveva. Sansone
Mi rituffo nei quotidiani e sono ancora qui in gabinetto. Con i nostri soldi regalati a Kiev, gli oligarchi si fanno water d'oro. Stiamo finanziando da anni uno dei paesi più corrotti del pianeta come uomini vicini al leader che fanno vita nanababbi mentre il popolo muore. Eppure da noi ogni critica al regime giallo-blu è stata tacitata. Lo scrive Maurizio Belpietro con una bella foto del water d'oro e con scritto vergogna, il bagno con sanitari in oro in una delle case dei corrotti smascherati a Kiev. I nostri soldi per un cesso d'oro. Anche lo scopino del cesso è d'oro. Oh, è incredibile sta cosa, è pazzesca. La Verità, sono proprio sul quotidiano La Verità, va anche a intervistare per vie traverse, perché non l'ha intervistato La Verità, l'ha intervistato il Corriere, ma il Corriere l'ha intervistato e non l'ha pubblicato, allora lo pubblica La Verità, non so se avete capito. Pagina 4, intervista a Lavrov, Kiev torni neutrale, l'Italia ci censura. L'intervista di Lavrov cassata al Corsera. Allora, la cassata mi piace moltissimo, ma il fatto che fanno tutta sta fatica, gli fanno le domande, lui risponde, gliele rimanda e il Corsera poi non pubblica l'intervista perché diceva cose non esatte. Il quotidiano ha rifiutato le risposte del ministro, c'erano bugie, anche se per smontarle bastava un editoriale, ma pure spunti rilevanti, scrive Carlo Tarallo, che pubblica proprio questa intervista e addirittura, se avete il giochino del QR code, potete leggerla tutta quanta. Bada ben, so che siete curiosi, ma io non ve la leggo, scusa, Io vi metto sul tavolo l'argomento e per favore dovete anche spendere quell'euro, quelle 2 euro e comprarvi un giornale cartaceo, ok? A pagina 5, altro argomento bello, Berlino pescherà a sorte le leve da arruolare. La Germania lancia il piano per reclutare 500.000 di ragazzini tra combattenti e riservisti. Declinami il termine ragazzini, per favore. Dal 2026, questionari obbligatori e visite militari ai 18enni. Se scarseggeranno volontari, i coscritti verranno estratti a sorte. Per adesso esentati donne e non binari. Lo sapevo io. Cioè, se ti dichiari gay, lesbiche, transessuale, pansessuale, se ti guardi in mezzo le gambe e dici boh, non farai il militare, non farai la guerra. Che pacchia, ragazzi, ma perché non sono nato gay? Le emissioni salgono, ma Ursula si intesta traguardi immaginari sul riscaldamento. Attenzione, siamo a pagina 6 della Verità. L'aumento di temperatura previsto entro il 2100 passa da 4 gradi a 2,3 e la von der Leyen dà i numeri grazie alle mie leggi verdi. Altra perla, con l'ETS PIL su del 27%, crescono solo i servizi, la manifattura muore. E Irene Cosul Cuffaro che intervista la pugnace Isabella Tovaglieri. Ora io lancio un sondaggio senza guardare su Google. Sapete cosa vuol dire pugnace? Giuro, io non lo sapevo, sono andato a vedere. Chiaro che pugnace è uno che ha studiato, come il sottoscritto, con una cultura nascosta, molto nascosta, immensa. Pugnace ti viene in mente pugne, e quindi la battaglia latina, capito? E a quel punto ci arrivi, è per quello che ci fanno studiare latino, per non fare figure di merda in diretta su Radio Libertà. Pugnace significa battagliera, la pugnace Isabella Tovaglieri, così l'apostrofa oggi il quotidiano La Verità, che intervista appunto l'europarlamentare della Lega. Al convegno sull'automotive Tovaglieri ha detto: le rivoluzioni non si impongono. Sul clima Bruxelles fa chiacchiere, confermati gli obiettivi sul 2040. Mezza pagina con l'intervista alla pugnace Isabella Tovaglieri. Vado avanti. Il centrodestra europeo frega le sinistre. Purgata la norma green anti-imprese. Ragazzi, non era mai successo. Una saldatura tra PPE
ECR e Patrioti, consente di rivedere le regole sulla due diligence che avrebbero affossato la nostra industria. Socialisti e Verdi in fibrillazione per la nuova maggioranza attaccano il voto segreto. Insomma, scrive Famiglia Camilletti oggi sulla Verità, e non solo, la maggioranza Ursula si spacca sulla due diligence e per la prima volta si rompe il cordone sanitario a Bruxelles. Il Parlamento europeo ha approvato con 382 voti a favore, 249 contrari, 13 astenuti, il compromesso promosso dal PPE sulla semplificazione delle direttive sugli obblighi di due diligence e reportistica ambientale per le aziende. Il testo è stato approvato con una maggioranza composta dal PPE insieme con le CR, i gruppi delle destre patrioti per l'Europa, Europa delle nazioni sovrane. E qui mi fermo, ma ragazzi, oggi non potete fare a meno di approfondire questo argomento perché potrebbe ripetersi la cosa. Pagina 11, sono ancora sulla Verità perché a proposito di pensiero unico. Oggi c'è l'intervista con Giuseppe Valditara. Nessun indottrinamento gender in classe. Il ministro dell'istruzione sui nuovi programmi scolastici. Non bisogna generare confusione nei bambini. I temi della sessualità saranno tenuti da esperti, non da gruppi di interesse e con il consenso dei genitori. L'educazione spetta innanzitutto alla famiglia. Lo so che è una frase pesante per voi genitori, per voi nonni che non avete tempo né voglia di seguire più i vostri figli, ma li avete fatti, li avete prodotti e adesso un pochettino di attenzione ci vuole, ragazzi. Non sono cagnolini che forse vanno ancora di più seguiti perché bisogna portarli fuori ogni giorno, capite? È un po' più di attenzione magari quando ti arriva la mail della scuola, perché se poi la scuola ti invia la mail domani verrà un travestito in classe e tu non lo vieni a sapere perché non leggi la mail, allora non serve a niente, capito? Ci vuole pazienza anche a fare la rassegna stampa. Gomblottisti, oggi sul quotidiano La Verità si parla di voi. Evitò il siero a 4 pazienti, medico assolto. E ancora l'intervista con Federica Picchi, Novax, le etichette sono un male, ma Fontana crede nel mio lavoro. Parla il sottosegretario di Regione Lombardia in quota Fratelli d'Italia, vittima di feroci accuse dal centro-sinistra. Credo nel servizio sanitario, ho solo condiviso una riflessione di Trump sui vaccini, mi sento un soldato. Federica Picchi oggi sul quotidiano La Verità. Che mollo per spostarmi su Avvenire, che la racconta sempre in modo particolare. Dici, ma è l'Avvenire o è l'Unità? È l'Avvenire, è l'Avvenire. Allora, casa al piano 0. Si parla di emergenza abitativa. Attenzione, siamo sul criminale quasi, sul crinale appunto, tra normale e criminale. Cosa vuol dire emergenza abitativa? Vuol dire che i comuni lamentano la mancanza di supporti e risposte dallo Stato. L'appello dei sindaci al governo: chiedono misure solo dal 2028, ma servono ora, dicono i sindaci. Allarme sfratti. Tutto questo in questi articoli non viene citato il fatto che le case molto spesso gli buttano giù la porta e vengono subaffittate a persone che non hanno casa o che comunque... Ma c'è una classifica. Chi è che sceglie la graduatoria in questi casi? Tanto per capirlo. Al sud la mafia, qui al nord i rom. Ho capito, bene, io che non sono rom, quindi non avrò mai la casa. Io che sono della Lega Tessera Ria dell'87, col cacchio che mi daranno una casa questi. Bene, si parla di occupazione chiaramente, ma ne parlo solo io, non la cita il quotidiano Avvenire, ma si sa, è un argomento molto di sinistra e molto in voga in questo momento. Vado avanti, signori, dai, whatsappatemi, so che siete caldi oggi, 340-6709-659, allora vi meritate il Fatto Quotidiano. Attenzione, dopo il referendum Forza Italia prepara l'altra mazzata, ragazzi, l'antipasto dalle carriere togate alla responsabilità
società civile, ma poi il modello Craxi B, Forza Italia già reclama una norma intimidatoria affinché i magistrati paghino di tasca per presunti errori, cioè verdetti divergenti. Cioè i verdetti divergenti sono i presunti errori che poi ti mandano in galera quando non hai fatto niente, o che non ti fanno ritornare a casa semplicemente perché hai starnutito. Interessante la tesi del quotidiano Il Fatto Quotidiano, che la lascio naturalmente a chi ha voglia di spendere soldi. 2 euro costa Il Fatto Quotidiano. Niente panettone al pistacchio oggi, Simone. Vado avanti. Il Giornale invece apre con un argomento che ci piace tanto: stop ai rincari nelle autostrade. Ok? Governo all'attacco. Abbiamo sentito ieri Matteo Salvini che si è arrabbiato non poco dicendo: guardate che io tolgo le concessioni se non partono i lavori sulle autostrade. Il ministro Salvini questa volta scrive ad ASPI: contenete i pedaggi e diteci cosa fate per la sicurezza di chi viaggia. Il nodo dei cantieri. Questo è il titolo principale oggi sul Giornale, l'unico che apre così. Un nuovo piano economico-finanziario in tempi rapidi che recepisca le condizioni già indicate più volte dal Ministero e limiti gli incrementi tariffari, è quanto chiede il MIT ad Autostrade per l'Italia con una lettera inviata alla società concessionaria dopo giorni di tensione. Il documento riguarda l'obbligo cogente per la concessionaria di attuare tutte le azioni e i lavori necessari a garantire la sicurezza dell'infrastruttura autostradale affidata e degli utenti che ne usufruiscono. Insomma, l'avete capito, Salvini si sta incazzando e lo fa per voi, anche e soprattutto per voi che non avete votato Lega, che avete votato Forza Italia, che avete votato di qua, di là, o che vi fate le leghe perché basta con questa Lega, certo, ma c'è qualcuno per fortuna che lavora, a differenza di qualcun altro che passa la giornata a sparare contro chi lavora. Santa pazienza! Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale e Filippo Facci, il suo articolo si intitola Quella zona d'ombra tra sesso e consenso, forte rischio penale, e si parla naturalmente di questa nuova legge sul consenso, il consenso per far sesso, che ci mette molta paura, devo dire, a noi uomini, a voi ragazzi, perché finora insomma si andava un po' a braccio, nel senso buono, cioè cercavamo di capire che se gli piace quello che sto facendo. Attenzione, adesso si fa molto più difficile la cosa, e se lei non parla vuol dire che non ci sta. E quindi ti viene da dire: parla di qualcosa, ti prego. Sto scherzando, sto sdrammatizzando, perché la violenza sulle donne, su qualunque essere umano, è una cosa riprovevole e vomitevole, e però bisogna fare ancora più attenzione. Ne parliamo tra poco. Intanto vi tiro su di molare, un saluto a tutti i dentisti all'ascolto, con il Giù la maschera di Luigi Mascheroni. Non ci crederete, ma parla ancora di Diop. Sì, perché l'ultima cosa che vogliamo fare è aderire alla retorica anti-Diop in cui sta cadendo la destra, che crede nell'italianità, e anche la sinistra che crede nel merito, in verità. A noi Mia Diop, che è la studentessa, scommetto che lo sapete a memoria, la studentessa di 23 anni di origini senegalese, che in un giorno è passata da rappresentante di istituto a vicepresidente della regione toscana, ma ci piace molto questa cosa, certo, pacifista, ambientalista, murgiana di ferro, non so cosa voglia dire, tessera PD, zero preferenze, nessuna esperienza politica, un curriculum comunque più solido di quello della Schlein. Come vice di Gianni è perfetta. Le affiancheranno un tutore nominato dal partito che le dirà cosa fare e andrà tutto bene. Comunque, consiglio regionale per consiglio regionale, noi alla fine preferivamo Nicole Minetti,
Oddio, però insomma la Diop, graffiti, generazione Z e treccine Propal è il personaggio politico del momento, per dire la difficoltà del momento politico. Per questo ieri ci siamo divorati la sua intervista su Repubblica. Noi no, ragazzi, qui a Radio Libertà ve l'ho segnalata, vi ho letto il trafiletto, assolutamente non diciamo queste cose. L'intervista in cui si diceva che c'è un'altra Italia, poi vedremo se migliore o peggiore, che la Premier deve alzare il volume, l'avete già sentita questa frase, ma quanti danni ha già fatto Mamdani? E che non si capisce chi ha paura di lei, non capisce chi ha paura di lei. Il fatto è che nessuno ha paura di te, cara la mia. Semmai abbiamo timore di chi strumentalmente ti ha scelto. Ti auguriamo un percorso politico meno infangato di quello da Ubakar su Maoro. Per il resto un consiglio, più che dalla cattiveria di certi esponenti della destra infastiditi dalla tua pelle, preoccupati del livore di certi esponenti della sinistra scavalcati dalla tua nomina. L'invidia è più pericolosa del razzismo. Così oggi Luigi Mascheroni sul quotidiano Il Giornale e all'interno, signora, nessuna corruzione. Noi pensavamo, invece no. La Cassazione distrugge il teorema dei PM su Milano e Catella resta in libertà. 2 paginoni per raccontarvi come la Suprema Corte ha detto che non esiste alcuna cupola politico-affaristica dietro la vicenda lombarda, senza fondamento il blitz che a luglio portò agli arresti di 7 persone, tra cui un ex assessore. Ma i danni alla città restano: 150 cantieri fermi e milioni in fumo, ma le toghe insistono. Lo scrive oggi il quotidiano Il Giornale. Attenzione signori, pagina 7 e voilà. Autostrade, stop, rincari. Salvini vuole tempi certi. Lettera del Ministero al concessionario pubblico. O si accelera sui cantieri o si ridiscuterà tutto. E questa frasettina ridiscuterà tutto, vuol dire tutto, anche cambiare concessionari. Mi fermo perché certamente, ragazzi, io te l'ho detto, ti metto sul tavolo la notizia, ma non sto qua a leggerti un articolone lunghissimo che ci vuole, però se volete approfondire oggi pagina 7 del quotidiano Il Giornale, vi assicuro, ne vale la pena e ti fa capire come noi ve l'abbiamo detto dal primo giorno, perché Salvini è stato direttore anche di questa radio, lo conosciamo molto bene. Salvini è uno semplicemente che lavora e che vuole far lavorare, ok? Vado avanti? Certo, dal prefetto alla grillina, politica scossa dal sessismo, lascia il commissario che ha insultato una cronista, si scusa la Cherchi per le deliranti accuse a Valditara, insomma, la pace trionferà? E attenzione all'analisi di Filippo Facci su questa nuova legge sulle violenze sessuali, il consenso sul sesso, quella zona d'ombra a forte rischio penale. L'emendamento di Meloni e Schlein, abbiamo visto la loro foto insieme, non si vedono facilmente insieme queste due, contro l'ideologia del Me Too. Quando sui giornali si legge accordo Meloni-Schlein sulla violenza sessuale, c'è da capire se ci sia un errore da qualche parte, e diciamo subito all'apparenza l'errore non c'è. In Commissione Giustizia hanno approvato un emendamento con l'obiettivo di misurare la violenza sessuale non solo sulla base appunto della violenza, minaccia, abuso, costrizione, ma anche sull'assenza di consenso libero e attuale, termini che possono ridisegnare un reato che ha portato spesso a sentenze oscillanti, interpretazioni discutibili, divisioni circa la psicologia di vittime vere o presunte. Consenso libero e attuale significa che conta se la persona vuole realmente ciò che accade qui e adesso, e quindi non ieri, non mezz'ora fa, non ero convinto che,
Il consenso non è un gettone che si inserisce a inizio serata, ma deve essere continuo e revocabile. L'obiettivo è illuminare le zone grigie in cui si celi una violenza ambigua, tipo una donna che si blocca a metà rapporto perché si spaventa, un uomo che non dice esplicitamente no, ma smette di partecipare e resta immobile, mai successo, o una persona che ha bevuto troppo o si è drogata e perciò è bloccata e vulnerabile. O ancora un rapporto di coppia in cui uno dei due accetta per quieto vivere o per paura di ritorsioni. I promotori dell'emendamento dicono che in certi casi il consenso non è più libero e quindi è giusto che la legge riconosca la simmetria dei rapporti di forza anche fisica e tuteli chi non riesce a opporsi a qualcosa che non voleva. Sin qui tutto bene, sembra tutto ovvio, pur se va detto la nostra legge ora non funziona così. Solo i giudici valutano per esempio la mancanza di una reazione immediata di lei e se non si divincolava abbastanza, sai quella storia dei secondi, se non opponeva abbastanza resistenza, ma ripetiamo, fin qui tutto bene, l'Italia non farebbe che allinearsi alla giurisprudenza internazionale e la maniera in cui potrà farlo, non essendo il nostro Italia né la Germania né la Svezia, che farà infatti la differenza. E infatti la benedizione politica Meloni-Schlein è indubbio sia un buon segno, ma bisognerà vedere come l'emendamento si tradurrà in un paese in cui concetti anche semplici nelle aule di tribunale diventano dei test interpretativi e dove ogni parola non definita con precisione crea più discrezionalità che mai. Confessiamo qualche pregiudizio, perché dietro all'emendamento si muovono anche dei nomi, tra questi Laura Boldrini, Alessandro Zan, Giulia Pastorella, che da tempo fanno battaglie sul linguaggio, sulle molestie e appunto sulla centralità del consenso, ricordate gli asterischi, in coerenza con una visione ideologica smaccatamente woke, qualcosa che spinga verso una normativa di tipo anglosassone, che nasce da un'impronta ideologica molto marcata. Non stupisce che un certo tessuto attivista, Amnesty, Campagna Io lo chiedo, stia pur esso salutando l'accordo come una vittoria culturale. Insomma, da una parte abbiamo un governo che su femminicidio e violenza sessuale ha legiferato, ma ha lasciato ogni porta aperta, come dimostra questo emendamento. Dall'altra sappiamo che certe agitatrici e agitatori di casi mediatici e di neofemminismi normativi non dormono, ma riposano. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un campo di alta pressione continua a dominare la scena sul nostro paese. Nella prima parte della giornata nubi compatte interesseranno le aree pianeggianti del nord, la Liguria e buona parte del versante tirrenico. Isolate piogge al nord-ovest e sul Friuli Venezia Giulia. Sereno con poche nubi sparse altrove. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso. Perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi
le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti e né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchè Alberto, l'olio bulve sempre a galla, in francese, in italiano: Alberto, vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio a Cerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte che con 6 bottiglie fai 6 regali, chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua, chiedete di me, fate quello che volete, io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Aprire la partita IVA.
È roba buona, è roba sana, ragazzi, ma dura 10 minuti quest'opera, non ce la facciamo davvero, però la potete ricercare. Aspettate che finisca la rassegna stampa alle 9:30 e poi andate a cercare questa Fuoco di Alessandro Quarta. Violinista, compositore, questo suo ultimo lavoro è un'opera in 6 movimenti basata sulla gioia e sul dolore, le uniche 2 emozioni di cui è fatto ognuno di noi. Alessandro Quarta, Fuoco, un bel momento musicale all'interno della nostra rassegna stampa, quella di Sammy Varin, quella che vi tiene compagnia ogni giorno tra le 7:30 e le 9:30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno e andiamo pure in replica la sera intorno alle 20 con il meglio o il peggio della rassegna stampa. Sì, c'ho WhatsApp da leggere, ma sono in ritardo. Che faccio? Un bel problema. Ne leggo qualcuno a spot. Buongiorno Sammy, notizia. Si sta diffondendo una certa freddezza europea nei confronti del comico ucraino che ballava sui tacchi e suonava il pianoforte con il coso lì. Mago Varin, prevedi quello che prevedo anch'io? La Graziella, che tu sei una maga fattucchiera, eh? Sansonetti, non mi esprimo, essere inutile. No, è utilissimo a farci pensare. Buongiorno, funziona benissimo, bravissimo, questa rassegna stampa mette di buon umore, per un inizio di giornata che non sempre è buona, cara Pina, non dire la mia che comincia alle 5 del mattino. Varin, dai retta ancora a Sansuonato sarebbe sempre Sansonetti. Questi ben pensanti li aspetto al varco quando magari loro e i parenti subiranno qualcosa che ha a che fare con la violenza bruta. No, assolutamente no, Gio, ci mancherebbe. Vado, mi rituffo sui quotidiani, ancora una segnalazione dal giornale. Parliamo di prodotti ecologici, prima abbiamo parlato di cessi d'oro, adesso parliamo del terziario italiano. Sì, perché l'Italia è il primo paese in Europa per certificazioni, è chiaro, la burocrazia, ma in questo caso, signori, parliamo di igiene e di prodotti ecologici. L'Italia è la più virtuosa, ebbene sì, l'azienda del consorzio La Cascina, ad esempio, utilizza lavasciuga e aspiratori a basso consumo, detergenti non inquinanti e aumenta gli investimenti per formare il personale. Ragazzi, è un dubbio, però c'è un bel paginone di Vittoria Grossera oggi sul quotidiano Il Giornale. È un dubbio che comincio ad avere, però, sinceramente. Qualche anno fa magari mi sarei soffermato a spendere qualcosa in più e prendere la roba ecologica, eccetera. Poi, a furia di leggere notizie che ci sono quelli che inquinano alla grande in confronto a noi, ti passa un pochino la voglia, anche perché comprare robe ecologiche purtroppo costa molto di più, e quando lo stipendio è quello che è, la famiglia è quella che è, c'hai 3 gatti e pure un riccio da sfamare adesso. Sto scherzando, ma mica poi tanto, È un problemino questa cosa. Scelgo i prodotti ecologici, vado nel supermercato ecologico, bellissimo, l'ho frequentato, ma che prezzi. Vado su Repubblica invece, così imparate, perché Repubblica oggi apre con la manovra e la notizia che chiederò tra poco, se lo troviamo, all'onorevole Andrea Barabotti della Lega, la notizia è che in manovra potrebbe entrare una tassa sull'oro, che fa paura detta così, ma in realtà è un qualcosa che ci potrebbe aiutare. Voi che avete collanine, anelli, cose d'oro nascoste chissà dove, che molte volte saltano fuori dopo decenni, dici guarda cosa ho trovato in fondo a quel cassetto. Bene, se lo denunciate quel qualcosa, lo fate valutare, la tassettina la pagherete più avanti, perché ci vuole la tassa se hai qualcosa d'oro, non lo sapevi e neanche io. Insomma, una roba che conviene, perché la pagherete più avanti sulla differenza tra quanto vale oggi l'oro e quanto vale quando la farete rivalutare per venderla. Non avete capito niente? Non c'è problema. Manovra tassa sull'oro, titola oggi Repubblica come primo titolo. Emendamento per un'aliquota agevolata su lingotti e monete. Resta il nodo affitti brevi.
BCE, Italia e Germania non crescono. Dall'Ecofin sia l'anticipo dei dazi su piccoli pacchi. Tra gli emendamenti alla manovra, e siamo al conto alla rovescia, signori. Alle 10 di questa mattina mi pare che si chiuda tutto quanto. Tra gli emendamenti alla manovra spunta una tassa sull'oro, spunta una tassa sull'oro, spunta una tassa sull'oro. Dai, ci facciamo la canzoncina? Sul tavolo c'è l'idea di introdurre una tassazione agevolata al 12,5% per far emergere tutti quei beni, lingotti, monete, sprovvisti del documento di acquisto. Resta il nodo degli affitti brevi. L'Ecofin intanto dà l'ok all'anticipo dei dazi sui piccoli pacchi, per la maggior parte cinesi. Dalla BCE arriva un allarme sul PIL dell'Italia e della Germania. Stando al bollettino del terzo trimestre, il nostro paese appare fermo, quasi insabbiato. Per questo la crescita dell'Unione Europea a 2 velocità, con paesi come Spagna e Paesi Bassi che crescono e altri che rimangono al palo. Così Repubblica, che di spalla mette la Meloni, persi 2 anni per i centri in Albania, e la Schlein che gli dice: hai fallito. Sì, penso che sia un fallimento, ma ripeto, la colpa non è certamente della Meloni, la colpa è di qualcuno che ha fatto in modo che tutti questi soldi non servissero a nulla, almeno per il momento, ma aspettiamo ancora l'Europa. Infatti Meloni, scrive il Repubblica, pagina 6, Meloni ammette il flop, senti la frasettina, dei centri in Albania. Virgolettato, la colpa è dei giudici. Vertice con Edi Rama a Villa Pamphili, siglati accordi su difesa, natalità e cybersicurezza. La Premier dice: abbiamo perso 2 anni, ma ripetiamo, aspettiamo le regole europee sui cosiddetti paesi sicuri, che arriveranno e che sono anche quelli giudici che devono risvegliarsi un attimo. Sempre sul quotidiano Repubblica, pagina 2, però il titolo principale di quest'oggi su Repubblica è: spunta la tassa sull'oro per sostenere la manovra, pressing di Lega e Forza Italia. I due partiti presentano emendamenti simili: aliquota agevolata per far emergere lingotti e monete senza certificato d'acquisto, tensione con Fratelli d'Italia sugli affitti brevi, Palazzo Chigi commissiona un sondaggio sulla finanziaria. Qui Parlamento. E qui c'è la voce di Sammy Varin, che ha piacere di salutare l'onorevole Andrea Barabotti. Buongiorno. Eccoci Andrea, ci senti? Sì, un saluto Sammy, a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, e complimenti per la rassegna che conducete, veramente Urca, la migliore in circolazione. Urca, troppi complimenti. Adesso iniziamo a volteggiare, a svolazzare. Sei gentile. Diciamo che facciamo un format un po' diverso rispetto alle altre radio, ecco Andrea, diciamo così. Senti, parliamo della manovra, anche perché siamo entrati nella fase calda. Tra poco più di un'ora, se ho capito bene, scade il termine per la presentazione delle proposte di modifica. La sinistra parla ancora, senza nominarla, di patrimoniale, perché in questa manovra favoriamo i ricchi, ma la notizia di quest'oggi su tutti i giornali è che spunta la tassa sull'oro, che detta così fa quasi paura. In realtà è un qualcosa che potrebbe convenire a molte persone, tra virgolette, normali, oltre a quelli che chiaramente ce ne hanno tanto, ma è chissà dove, che non si sa, dove sarà mai, ma anche alle persone normali che, insomma, magari hanno delle cose d'oro in casa, ma non si sono mai preoccupati, magari si sono pure dimenticati di averle. Sarebbe il momento giusto per farle risalire e ufficializzarle. Perché? Mi fermo qui, Andrea. Su cosa vuoi puntare in questa chiacchierata? Ma certo, diciamo così, quella che viene chiamata tassa sull'oro, in effetti non si tratta di una tassa, ma è una sorta di mini condono che consente ai proprietari di oro, insomma, far risalire allo scoperto alcune
beni di proprietà, in modo che poi possano acquisire il valore che in questo momento non hanno. Quindi alla fine si tratta di dare valore a ciò che si possiede, quindi di un'opportunità per i cittadini e non una tassa. Poi recentemente sono usciti degli studi molto interessanti e molto accreditati che parlano della pressione fiscale nel nostro paese. Per diverso tempo il Partito Democratico e l'opposizione al governo hanno segnalato come la pressione fiscale nel nostro paese sia in risalita, e in realtà gli studi dimostrano che gli indici che evidenziano una salita della pressione fiscale in realtà sono legati al fatto che aumentano i contratti di lavoro nel nostro paese, contratti di lavoro che sono tassati più del lavoro autonomo, e quindi nella bilancia della pressione fiscale si osserva a livello statistico un aumento della pressione fiscale, ma che in realtà è dovuto soltanto all'aumento del lavoro a tempo determinato e indeterminato nel nostro paese. Quindi è l'occupazione che sale, non la pressione fiscale. Quegli asini della sinistra, Schneid in testa, dovrebbero studiare. L'altro argomento cavalcato dalla sinistra in questa manovra è il fatto che l'IRPEF premierebbe soltanto i ricchi, ma poi a ben vedere chi sono questi ricchi? Le famiglie che guadagnano tra i 28.000 e i 50.000 euro l'anno lordi. Se la sinistra smettesse di stare all'interno dei suoi salotti e scendesse nel mondo reale, capirebbe che questa parte della manovra, che vale 3 miliardi, innanzitutto beneficia il ceto medio, quindi persone che spendono, persone che hanno poca capacità di risparmio, persone che fino a oggi non sono state aiutate dalle precedenti manovre, perché non scordiamoci che nelle precedenti manovre sui ceti più bassi abbiamo messo 32 miliardi di euro contro i 3 che appostiamo sul ceto medio, e non dimentichiamoci che il ceto medio non ha potuto godere, come invece succede ad altre famiglie, di bonus sull'elettricità, contributo sull'energia e tutta una serie di strumenti. Quindi chi guadagna fino a 50.000 euro lordi non è ricco, prima cosa. Seconda cosa, andiamo ad aiutare una fascia di popolazione che fino ad oggi non abbiamo aiutato con risorse, se vogliamo, anche esigue rispetto a quelle che abbiamo stanziato nelle manovre precedenti e che mettiamo anche in questa per, ad esempio, i 7 punti di cuneo fiscale che abbiamo tagliato. E poi facciamo un'operazione che semmai è troppo poco. Cioè noi della Lega pensiamo che sul piano della riforma fiscale ci sia da fare di più, ed è quello che faremo nelle prossime manovre fino alla fine di questo mandato: concentrare i nostri sforzi su chi lavora e chi produce, per restituire alle famiglie italiane il potere d'acquisto perso in questi anni. E poi, permettetemi l'ultima battuta, ma in un sistema progressivo dove l'IRPEF colpisce proporzionalmente di più gli scaglioni più alti, è evidente che se vado a tagliare le tasse, i benefici ricadono sulle tasse, di più su chi più paga le tasse, e quindi i ceti un po' più abbienti. È chiaro, stiamo parlando appunto di quelle persone che le tasse effettivamente le pagano, e quindi dare un po' più di respiro. Onorevole Andrea Barabotti, sempre un piacere averti con noi in diretta. Un buon lavoro. Grazie, e alla prossima. Grazie, buona giornata. A presto. Qui Parlamento. Sono le 8.52, buon mattino da Sammy Varin, grazie per essere con noi, anche a coloro che ci ascoltano in altri orari sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, e ancora, signori, sulla pagina Facebook di Radio Libertà, sul canale YouTube di Radio Libertà, chi ci segue dal sito radiolibertà.net, sbirciando anche le pagine dei quotidiani, chi ha scaricato l'applicazione sul proprio cellulare, basta scrivere
Radio Libertà nelle App Store e salta fuori gratuitamente, la scarichi, è un programmino che quando schiacci sull'icona fa partire la nostra radio, ma senza utilizzare l'internet, ragazzi. Acquistate una nuova radiolina in un negozio di elettrodomestici, schiacciate DAB sulla radio e in tutta Italia il nostro segnale vi arriva attraverso onde elettromagnetiche digitali. Si trasforma in un razzo missile il nostro Sammy Varin. La Stampa: Musk spaventa l'Italia, state scomparendo, apparizioni, sparizioni, anche Musk era scomparso, adesso è ricomparso, e no, lui parla seriamente di gelo demografico, il post dell'imprenditore con la bandiera tricolore che brucia, oh mamma mia, si parla di crollo delle nascite, nel 2050 saremo 4 milioni in meno e 5 milioni di Maranza in più, questo l'ho detto io, dai, scherzo, perché poi vedi, voi state a sentire, non si capisce, ma sta leggendo i titoli del quotidiano o si sta inventando la roba? No, se andiamo avanti così ci sono solo gli immigrati, i figli del barcone continuano ad arrivare e noi stiamo lì a guardare, fa pure rima. 4 milioni in meno saremo nel 2050, le ricadute su PIL e pensioni, signori. E Musk, scemo scemo, ma ci ha ricordato una grande verità. Siamo sul quotidiano La Stampa con l'intervista a Yolanda Renga, la figlia di Renga. Chi minacciava di pubblicare le mie foto nuda? Mi hanno insultato, ho denunciato chi minacciava di pubblicare le mie foto. Io umiliata e giudicata. Le donne che svelano gli odiatori sessisti. E oggi è bella comunque l'intervista con Yolanda, fotografata in un momento felice, la vediamo qua, tra il papà Francesco Renga e la mamma Ambra Angiolini, e gliene hanno dette di tutti i colori, dentona, gli hanno detto, perché c'ha i denti un po' visibili. E allora, ragazzi miei, chiaro che su internet tutte queste cose, abbiamo visto la compagna di Matteo Salvini, la stessa cosa, ma succede a tutti noi, a tutti voi questo. Dobbiamo deglutire, digerire tutto questo. Io non vado neanche a leggere, ma molto spesso mi scrivete robe pazzesche su YouTube per commentare la mia rassegna stampa. Me ne frego altamente, ma a volte si va veramente nel penale e non sai come fare, magari a qualcuno viene anche paura. Pagina 2 della Stampa, l'Italia che sparisce. Compri la Stampa e Alegher. Il miliardario Musk posta il tricolore in fiamme, eccolo qua, e lancia l'allarme sulla denatalità del nostro paese. Nel 2024 record negativo con 10.000 bambini in meno, senza l'inversione il welfare è insostenibile. Chiaramente me l'aspetto che quando meno te l'aspetti, appunto nell'articolo di Alessandro Barbera, salterà fuori che servono gli immigrati. No, la bravura è non dirlo, chiaramente, ma poi ci arrivi da solo e devi dar ragione a loro. I bonus, gli asili, il PNRR, tutte le occasioni sprecate per rilanciare le nascite, denuncia oggi il quotidiano La Stampa. Le politiche dell'esecutivo aiutano chi ha già figli anziché chi ne vorrebbe, e una lavoratrice su 5 esce dal mercato del lavoro dopo la maternità. L'analisi di Chiara Saraceno oggi sul quotidiano La Stampa con il taccuino di Marcello Sorgi che titola Un attacco difficile da digerire. Quello di Musk, chiaramente. E certamente, ragazzi, questa è roba buona. So che vi dovete travestire bene per andare dal vostro edicolante a acquistare il quotidiano La Stampa. Poteva andare peggio, magari c'è anche il manifesto, però è interessante oggi leggere questa cosa. Un solo riquadretto sull'argomento spunta la tassa sull'oro, 2 miliardi di incasso. Manovra, prossima settimana, nuovo vertice
tra i leader. Abbiamo appena sentito Andrea Barabotti, alle 11 sentiremo anche un altro grande, Massimo Garavaglia, senatore della Lega, e caccia alle coperture per modificare la manovra. Sapete che anche la Lega vorrebbe inserire nella rottamazione altri personaggi, altre cose, però bisogna allungare la coperta. Tassare l'oro, che non vuol dire niente di brutto, ragazzi, vuol dire che se avete cose d'oro, è chiaro che ci sono quelli che hanno tante cose d'oro, hanno proprio i lingotti non denunciati, ma se avete cose d'oro e le fate valutare, pagherete una tassa soltanto sulla differenza di valore dell'oro, quello che avete valutato oggi. Sicuramente tra un mese, 10 anni, sarà schizzato ulteriormente e quindi pagherete la differenza tra queste due valutazioni. Mi sono spiegato? No, perché non ho capito neanche io. Quindi, dai, sto scherzando. A pagina 17, violenze sessuali, l'asse Ellie e Giorgia, che fa discutere, però sono qualcosa di importante. Sì, unanime in commissione a questo testo. La leader Dem posta una foto con la Premier, si può trovare un terreno comune. Guarda, lei è contenta, la Meloni, la Schlein è tutta seria, assolutamente, dice: oh mamma, ma ti sto dando la mano, cosa sto facendo? Subito sotto Yolanda Renga, il ricatto, la denuncia, gli insulti, anche la scuola deve educare. La figlia di Francesco e Ambra in Parlamento, io minacciata per foto inesistenti. È chiaro, ti minacciano dicendo: pubblico le tue foto porno anche se non le hai fatte. Con l'intelligenza artificiale tutto è possibile. Anche le truffe svuota conto. Te l'ho detto, oggi compri la Stampa e poi muori. Pagina 21, telefonate mascherate dal numero della banca e video realizzati con l'intelligenza artificiale, la nuova frontiera delle frodi digitali. Solo a Torino 200 casi da inizio anno. È chiaro, adesso ti arriva la telefonata con il numero della banca o dei carabinieri, è capitato anche questo, e pensi che sia davvero la banca o i carabinieri. Non dobbiamo più fidarci di nessuno. È terribile, ma è così. We would laugh till we cried, getting drunk, getting high when we didn't know how. We were chasing the dawn, getting lost in a song, trying to figure it out. Sometimes the things you want ain't what you need. Sometimes you know a dream is just a dream. But we made it look easy. We made it look easy. We were broke down cars, chasing shooting stars. We were full of 17. And we made it look easy, didn't we? Look at us, blood on blood, same today as a while. It's been a hell of a ride. Left the pub, joined a band, took more than I planned on a Saturday night. Sometimes the things you want ain't what you need. Sometimes you know a dream is just a dream. But we made it look easy. We made it look easy. We were broke down cars, chasing shooting stars. We were full of 17. And we made it look easy, didn't we? Didn't we? Didn't we? Jersey Shore, cover bands, couple friends in the stands on a Saturday night. We made it look easy. We really made it look easy. Made it look easy.
easy. We made it look easy. We were broke down cars chasing shooting stars. We were full of 17. We made it look easy. Didn't we? We made it look easy. È chiaro che questi sono due grandi, due e più. Bon Jovi e Robbie Williams con We Made It Look Easy, è la nuova traccia estratta da Forever, la versione deluxe dell'ultimo album dei Bon Jovi, uscito a fine ottobre. E dopo 3 minuti passati dalle ore 9 è arrivato il momento di salutare questo, certo, lo stiamo vedendo anche in radiovisione, ragazzi miei, è proprio lui, è Alberto Acerbis, ciao! Buongiorno a tutti, ben ritrovato. Ciao Sammy, come stai? Tu parli di Bon Jovi, ma tu parli di tanta roba, ragazzi. Sì. È tanta roba qua, ragazzi. Ma dove è finita quella musica lì? Perché non nascono più, ma io non lo so. Vabbè, dai, accontentiamoci, dai. Ascoltate amici, velocemente, non voglio disturbarvi più di tanto. Siamo in piena campagna. Le olive le stiamo raccogliendo tutti i giorni. Qua nel Bresciano il tempo stamattina è stupendo, quindi faremo un bel raccolto. Quelli che ascoltano Radio Libertà e vogliono provare, chi ci conosce già, mi diciamo dopo tanti anni, penso di avere un pochino di credibilità come azienda. 30 e passa anni. L'olio in questo momento è un momento dove non è che è più buono di altri momenti, però è più pregno delle sue straordinarie qualità, perché è fresco, perché è appena franto, profumo, e poi a Natale. Cosa vuoi regalare a Natale? Il guantino, il ciondolino, il portachiavi e la berrettina che si illumina. Regala italianità, regala roba genuina, regala roba della nostra terra, regala un qualcosa, secondo me, che ci fa ricordare, perché sai, pensa a 6 litri di olio, 84 euro, attenti, 84 euro, 6 litri di olio estratto a freddo. Trasporto stamattina non lo pagate, tutta Italia, consegna gratuita in tutta Italia. E tu regali un qualcosa che, insomma, oltre a fare un regalo bello, intelligente, gustoso, dai quel senso anche di un po' di appartenenza, perché sai come si dice adesso, ora rimetti gli scarponi a terra, inutile dire sempre amici, è la Spagna, è la Grecia, adesso è il momento di dimostrare anche noi che insomma siamo qui, l'Italia è il paese più bello al mondo, pensate, se mi chiudo un secondo, abbiamo 220 varietà di olive in Italia, che tutte diventano olio extravergine, quindi pensa ai blend straordinari. Nessuno al mondo, neanche la Spagna, che fa molto più olio di noi, molto più, non ha questa varietà di olio, quindi approfittiamone. Io parlo per me, ci sono tantissimi altri come me che siamo piccolini, noi siamo piccolini, volutamente rimasti piccolini per darvi la qualità. Quindi vi consiglio olioacerbis.com se volete prenotare l'olio, olioacerbis.com, imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda, oppure chiamate questo numero se volete parlare con me per le informazioni, non c'è nessun problema, 030 68 40 408. Adesso in bresciano volevo fare una domanda al buon Sammy, ma mi sa che lo dovrò rimandare a settembre. Cosa diceva il mio nonno? Sammy, cosa diceva il mio nonno? Ma dai, che l'oli buon viene a gala. Ma bravo, no, sai che mi hai fregato, ti voglio bene, buona domenica a voi e alle vostre famiglie, italianità, qualità, genuinità. Grazie. Ma emulato in Ardil vi voglio bene, ok? Ciao Alberto Sammy, Acerbi, signori, provate il suo olio, ma soprattutto avete sentito una bellissima idea, regalare l'olio Acerbis per Natale, per non fare le solite stupidate che poi finiscono in un angolino, a meno che non regaliate dobloni d'oro, lingotti d'oro, ma altrimenti regalate olio, quello buono, e fate sicuramente una bella figura. Torneremo sull'argomento, signori, ma adesso ci rituffiamo sui quotidiani e come al solito sono in ritardo e mi scuso con tutti voi, apriremo più avanti le telefonate, corro perché ci sono argomenti belli che non posso evitare di segnalarvi, anche perché insomma è il mio lavoro, è proprio mettervi sul tavolo quelle cose che magari non vengono messe in rilievo su alcuni quotidiani, ma siccome vi conosco molto bene, so che
avete bisogno di questi argomenti per vivere di pane e politica, ad esempio, pane e buona politica, spero. Compagni che inventano, patacca e martello, signori, questo è il quotidiano Libero. L'assalto fascista al liceo di Genova? In realtà erano Maranza, che adesso è un casino, ragazzi, perché sti Maranza, se si uniscono agli immigrati, viene fuori una potenza, ragazzi, perché i Maranza sono già quasi tutti i figli del barcone. Se si uniscono ai nostri figli, fanno un duetto terribile. Se si uniscono anche agli amici di sinistra, io spero che questo non avvenga mai, però diventa una roba molto pericolosa. Se si uniscono pure i giudici, quelli di sinistra, che le nostre leggi le interpretano, viene fuori davvero un caos. Sindacalista condannato perché mente su un'azione squadrista. Ragazzi, questi punti principali di Libero di quest'oggi. Gratteri che legge in TV frasi false di Falcone, lo scoprono ma insiste. Libero potente quest'oggi, che mette anche il Papa in prima pagina, perché a gennaio il pontificato entrerà nel vivo. 6 mesi da leone, ma il ruggito arriverà ora. Occhio all'oro, anche su Libero il centrodestra dimezza la tassa, giù l'aliquota per chi vende il metallo prezioso. Conviene ritirare fuori l'oro che avete. Meloni tira dritto sui centri in Albania. Summit con Rama funzioneranno. Questi i principali argomenti. Non può mancare naturalmente su Libero un po' di pubblicità, poverina, non ne parla nessuno. Alla Diop, la nuova vicepresidente della regione Toscana, la nuova star del PD, il curriculum della Diop: gioca a scacchi. Così l'ha apostrofata il quotidiano Repubblica ieri nella famosa intervista. Nessuna matrice fascista, la polizia smentisce la campagna della sinistra sulle violenze nere. Lo ricordate il liceo di Genova devastato? Perquisizioni della Dicos a casa di 9 responsabili del Blitz da Vinci, trovati vestiti tipici da Maranza. Ma dai, ma ce li abbiamo tutti i vestiti tipici da Maranza, ma anche io a casa mia, ragazzi, io c'ho anche quello da Superman, Alcuni di loro sono stranieri, un altro colpo a PD e AVS dopo il sindacalista condannato per la finta aggressione, Massimo Sanvito smonta completamente una narrazione che ci siamo dovuti slurpare per settimane. Giro la pagina, ecco il lavoro della Diop. È una scacchista esperta, la neo vicegovernatrice toscana. L'italo-senegalese nominata dal democratico Gianni non ha mai fatto nulla. Per Repubblica però è abile con Alfieri e pedoni e la Boldrini la difende. Ecco il proclama di Mia Diop: c'è una nuova Italia che bussa. Giorgia Meloni alza il volume, pompa 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 la Diop, pompa 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 la Diop. Beh, signori, d'altronde il sindaco di New York ha risvegliato l'entusiasmo a questa sinistra, a cosa ti vuoi attaccare, signori? All'assessore del PD e di Reggio Emilia, eccola qua, Marwa Mahmood, altro volto che potrebbe diventare, chi lo sa, L'ultima idea a Reggio Emilia, l'assessore PD che vuole decolonizzare lo sguardo. Per Marwa Mahmood gli insegnanti hanno bisogno di una formazione continua per includere i migranti a scuola. Li guardiamo come se fossero colonie, capito? È difficile arrivarci, ragazzi, faccio molta fatica, però se volete oggi sul Libero c'è anche questo. Poi chiaramente, oltre alla pubblicità della Fiera del Tartufo, perdonate un attimo mi è venuta la bava alla bocca, che schifo! Meloni sui centri migranti, il piano Albania va avanti, l'incontro a Roma con il premier di Tirana, il presidente del Consiglio in tanti li hanno ostacolati ma sono un modello in Europa, accordo di cooperazione su energia, infrastrutture, ambiente, Giorgia Meloni 1,
I centri migranti in Albania sono rivoluzionari per la gestione dei flussi migratori. Giorgia Meloni 2. In Albania ci sono 3.000 imprese italiane. Noi aumenteremo la collaborazione. Edi Rama, Premier Albania. Ho lavorato con tanti governi. Con questo c'è amore. C'è il voler fare e anche il fare. C'è il voler fare e anche il fare. Capito? Gioco di parole bello bello. È chiaro che la sinistra è lì che smania, pure Edi Rama ha abbracciato la Meloni oltre che Trump. È chiaro che, ribadisco e discoriba, lui ha i suoi interessi, perché tra poco saremo noi presidenti di turno dell'Unione Europea e probabilmente, ma è un mio dubbio personale, voteremo per far entrare l'Europa in Albania. Sì, così è, non è l'Albania che entra in Europa. Dai, 340-6709-659 se volete commentare quanto vi sto cianciando. E all'Ashline non rimane che farsi lo spot con la Meloni, scrive a pagina 7 Libero. Eccoli qua, messa all'angolo dai suoi, votata all'unanimità la legge sul libero consenso nei rapporti sessuali, la leader del PD coglie l'occasione per pubblicizzarsi assieme alla Premier. È chiaro che sono le lingue di destra malevoli, si scherza con Fausto Carioti, però questa cosa che hanno fatto appunto sul libero consenso è importante, anche se chiaramente dovremo chiedere ogni 30 secondi alla nostra fidanzata come va, stai bene, tutto bene, sei contenta, come sto andando? Uno gli viene anche l'ansia da prestazione a questo punto, non ti sento per 10 secondi, penso che magari poi mi vai a portare subito dal magistrato. Violenza di genere e sicurezza, Piantedosi stringe i controlli. Oggi una riunione al Viminale, paginone comunque per studiare questa nuova legge che non c'è ancora, si sono messi d'accordo in commissione e poi bisognerà mettere appunto giù la legge. Il bello deve ancora venire. Pagina 11, ne parliamo anche con Garavaglia, signori, perché tra poco si schiuda finalmente, era ora, cazzolina, meno male, tra pochissimo si chiudono i lavori, scade il termine per la presentazione delle proposte di modifiche alle 10 di questa mattina, il centrodestra dimezza la tassa sull'oro. Questa è la proposta che potrebbe essere effettivamente buona. Lega e Forza Italia propongono una riduzione dell'aliquota dal 26 al 12,5% per chi decide di rivalutare lingotti e monete. Rivalutare vuol dire cioè tirarli fuori dallo scrigno segreto dove l'avevate portato, magari anche in Svizzera, e farli valutare, ufficializzarli, certificarli, perché poi vi faremo lo sconto quando vorrete venderlo, capito? Oh, ma è così difficile. E sono soldini, ragazzi, 2 miliardi il possibile gettito che potrebbe arrivare chiaramente in finanziaria per aiutare qualcuno. C'è la Schlein che celebra la rivista di D'Alema e rilancia le balle sul taglio IRPEF ai ricchi. Polemiche sulla legge di bilancio, naturalmente, con la segretaria di PD all'evento di presentazione di Italiani Europei, la nuova rivista di D'Alema, che attacca sulla manovra. Interverremo con emendamenti, vogliamo il salario minimo, sì, ma loro vogliono anche la patrimoniale, e quindi, ma col cavolo. 6 mesi di pontificato, Leone si prepara a ruggire, carina, ma anche a proposito di stalking, le violenze varie, una volta tanto succede al contrario, condannato per stalking l'ex Campagna, non azzecco una O e una A, condannata per stalking l'ex compagna di Alex Britti, cioè era lei che rompeva le balle a lui. 6 mesi per interferenze illecite nella vita privata di Alex Britti, il cantante. Lo spiava con una telecamera in casa. E che ogni tanto, sì, che queste sono cose che non fanno notizia e bisogna andarle a spulciare. Sì,
sono ancora qua sul Libero per ricordarvi del mercato parallelo dei Labubu. Non ci preoccupiamo di avere il panettone a Natale, che è una preoccupazione ogni anno. Mangeremo mai il panettone? Una domanda che arriva sempre di questi tempi. Lo vorremmo tanto al pistacchio, ma i nostri figli si vogliono comprare sti Labubu, pupazzi brutti e cari, ma di moda. Tarocchi perfetti indistinguibili dagli originali, arriva il mercato parallelo dei Labubu. Sequestrati a Palermo 10.000 mostriciattoli contraffatti pronti a essere venduti per Natale. Truffa da €500.000. Ritirati anche dei rari pezzi venduti a €130.000. I miei figli chiaramente preferiscono. Mio figlio sta smontando il suo motorino, si è preso un Ciao usatissimo, no? Lo monta, lo rismonta. La Tabata è sempre con le cuffiette e quindi la Bubu non interessano. Sì, ho aperto le linee, ma dovete attendere. 0292947222. Entrate in onda, sentirete una musichetta, aspettate in linea che arriva il vostro turno, perché vado sul Corriere. Albania, intesa e polemiche, ed eccolo qua il paginone a pagina 6 del Corriere sul nuovo accordo Italia-Albania. Meloni dice avanti sui centri migranti, la Premier: funzioneranno, la responsabilità non è mia. E Rama che dice rifarei il patto 100 volte. Chiaramente noi speriamo che adesso sia finita, che in Europa decidano sui paesi sicuri e quelli meno sicuri. Le domande e le risposte del Corriere: difesa, energia e aiuti alla ricostruzione, cosa stabiliscono i 16 testi sottoscritti nel vertice? L'attesa appunto delle nuove regole UE sui flussi. E siamo tutti qui ad aspettare, ragazzi. Da mesi si spendono soldi e devo dire la sinistra ha ragione a rimproverarcelo, ma la colpa è dei loro magistrati, ok? Ve l'ho detta chiaro, che non vuol dire che tutti i magistrati sono di sinistra, ma ce ne sono alcuni che smontano ogni cosa, dico ogni cosa, che fa il governo. Giro la pagina, l'opposizione attacca, soldi buttati via. Appunto, da AVS ad Azione, il fronte antigoverno si ricompatta contro i centri in Albania. Renzi che dice spreco immorale. E poi, naturalmente, Paola Di Caro parla di stima, regali, abbracci, anche l'inchino, il rapporto speciale tra Giorgia e Edi Rama, Ma d'altronde Giorgia piace a molti, abbiamo visto anche con Trump, e fa una certa invidia. Per fortuna che la sinistra ha Romano Prodi. Paginone sul quotidiano Il Corriere a pagina 15, intervistato anche dal Corriere Romano Prodi. Il modello non è Mamdani, servono dei leader credibili e un riformismo concreto. L'ex premier oggi sul Corriere: Schlein mi ha chiamato, gli ho ribadito le mie preoccupazioni, Meloni non realizza nulla, la sua forza e la durata, manca l'alternativa, signori. Romano Prodi, edizione straordinaria dall'inviato Marco Ascione, signori, intervistato sul quotidiano Il Corriere, che in taglio basso mette anche la frase di Vannacci: bastano tessera PD e pelle nera. Vannacci contro la Diopede scontro. Se sei di sinistra, la competenza non è richiesta, attacca il vice segretario della Lega Roberto Vannacci sui social a proposito della nomina di Mia Diopa numero 2 di Eugenio Giani, e precisa: sono sufficienti la sua tessera del partito PD e la pelle nera. Sono espressioni provocatorie, risponde il governatore Vannacci. Ammiro il coraggio di parlare ancora di Toscana dopo la figuraccia che ha fatto, replica il leader di IV Matteo Renzi. 0292947222. Chi vuole parlare con me in questo momento può telefonare e sarà in onda. Pronto? Salve Locatelli Milano. Buongiorno. Salve. Senta, volevo lanciare un sasso nello stagno. La magistratura, che l'abbiamo la peggiore da diversi anni, la peggiore dell'Europa, credo che questa gente qui va trattata come in qualsiasi azienda. Voglio dire che se tu rendi conto chi ti paga, vai fuori dai piedi
o vai a pulire i cessi. Ecco, credo che tanta gente di questo settore è corrotto per via anche documentale, quindi bisogna provvedere. Loro, come in un'azienda, o vai fuori dai piedi o vai a pulire i cessi, come dicevo. Ce ne sono tanti di questa gente nel campo della magistratura. Basta vedere i documenti. Ecco, un sasso nello stagno che purtroppo ne subiamo tutte le conseguenze da decenni. Bisogna fare qualcosa contro questa gente, altro che pigliarsi con quei delinquenti di strada o anche quelli immigrati, a partire dalla magistratura alla pari della disinformazione. Anche loro devono pagare in modo grave, poiché i danni che fanno sono infiniti, da decenni, neanche più quinquenni. Grazie, un saluto a tutti. Grazie a te, un bel sassolone, non sarebbe male cominciare anche da queste persone. Poi tanto rispetto per chi pulisce i cessi, soprattutto se sono d'oro. Pagina 19 del Corriere, signore, l'asse PPE estrema destra, altro argomento del giorno al Parlamento europeo per indebolire il Green Deal, ma tiene l'alleanza con socialisti e liberali sul taglio delle emissioni. Signori e signori, alla fine è successo quello che non era mai accaduto finora al Parlamento europeo. Il PPE, gruppo filo-europeista, ha preferito proporre un testo per la semplificazione delle regole verdi a carico delle aziende, il cosiddetto omnibus, sapendo che sarebbe stato sostenuto dall'estrema destra euroscettica e non dai suoi alleati della maggioranza Ursula, ovvero socialisti e liberali. La piattaforma ha invece votato unita alla posizione del Parlamento sul taglio delle emissioni al 2040, riduzione del 90% con un 5% di flessibilità attraverso crediti di carbonio internazionali di alta qualità. Certo, una roba del genere comunque non era mai successo. Asse PPE estrema destra al Parlamento europeo. Vai, vai, vai. Chiamate 0292947222. Pompami il telefono. Pronto? Sì, pronto? Ciao. Buongiorno, ciao Sammy. Nulla, ha ragione quel signore sulla magistratura. Io addirittura sui giudici, addirittura aggiungerei che bisognerebbe fare una legge dove non possono far politica, come lo è per i militari, né più e né meno. Non possono, non devono far politica. La magistratura, i giudici devono essere al servizio del popolo, come lo sono i militari, dai carabinieri alla polizia, all'esercito, al servizio del popolo, e non fanno politica. Questo per i magistrati. Poi volevo anche aggiungere, oggi leggevo su un capannone a Roma 300 persone che dormivano e che si erano comunitari qualche giorno fa, un palazzo a fuoco. Ora io dico, noi dobbiamo essere chiari nel dire le responsabilità di tutto questo sfacelo sull'immigrazione. Dobbiamo dirlo francamente, sinceramente, la colpa è tutta della sinistra, che se non si possono accogliere, non si accolgono. Giusto, ci vuole la legge, quelli regolari possono entrare, ma gli altri no. Se non è possibile, non è possibile. Grazie La caro, sinistra... ma soprattutto se si macchiano di gravi reati vanno rispediti assolutamente indietro, o li rispediamo in Albania, che di rama è contento. Il tempo, i 3 giorni del Falcone, titola oggi il quotidiano Il Tempo. Fake news, figuracce, false interviste persino a martiri della mafia. La sinistra disperata schiera i suoi big contro la riforma della giustizia. Dal boomerang della bufala su Falcone letta in diretta TV da Gratteri al sondaggio che gela toghe rosse e campo largo. Il 56% è per il sì al referendum sulla giustizia. E intanto la Cassazione fa cadere il teorema dei PM di Milano su Catella. Questo il titolo principale del quotidiano Il Tempo. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Stamattina sono in tema di suggerimenti. Ieri mi sono ascoltato, andando sul sito di Analisi e Difesa del buon Gaiani, un'intervista appunto a Gianandrea Gaiani, nella quale spiega la situazione attuale in Ucraina, bellica ma non solo, perché lo scenario che prevede l'ex generale, perché lui è stato un generale dell'esercito italiano,
che gli americani e i russi hanno fretta di tornare a parlarsi perché si devono spartire il mondo, come sempre è stato anche ai tempi della guerra fredda. Quindi loro, sia russi che statunitensi, hanno tutto l'interesse che questa guerra finisca il prima possibile. Infatti gli americani non vendono armi direttamente all'Ucraina, ma per dire ci speculano, in quanto hanno imposto all'Europa, oppure l'Europa si è offerta di comprarle e passarle all'Ucraina, ma l'Europa non ha più soldi e gli ucraini hanno dei grossissimi problemi di soldati, non hanno più fanteria e quindi stanno perdendo a rotta di collo. Sai cosa vuol dire che gli americani e i russi si spartiranno praticamente lo scacchiere mondiale? È che noi rimarremo fuori da questa situazione, e stante la situazione del Green Deal e il discorso degli asset russi, perché se noi andiamo a bloccare, a sequestrare gli asset russi, cioè gli investimenti russi in Europa, nessun altro paese verrà in Europa ad investire, perché teme e temerà, avrà paura che prima o poi noi alla prima scemenza gli sequestreremo gli investimenti e tanti saluti. Secondo suggerimento veloce, ieri ho sentito un'intervista interessantissima ad Alberto Bagnai su un'altra radio postata da Bagnai sul suo sito, su Gufinomic. Io ti consiglierei di entrambe queste due interviste farle ascoltare, perché sono estremamente interessanti, perché spiegano tante cose, perché Bagnai parla anche di Europa. Ok, ti saluto, grazie Sammy, ciao. Grazie a te. Manovra in corso, CQ a pagina 6 del Tempo. Affitti brevi, merci cinesi, cartelle esattoriali e oro. Ecco gli emendamenti. Sì, mi chiami per favore quello delle ceramiche, perché volevo prenotare un cesso d'oro. Penso che convenga oggi farselo fare. Oggi, tra un'ora, scade il termine, tra mezz'ora scade il termine per la presentazione in Commissione Bilancio di tutti gli emendamenti. Chi vuole cambiare la finanziaria, avete ancora tempo. Forza Italia spinge per rivedere la norma sui dividendi delle holding. La Lega punta invece su una rottamazione più estesa e sulle pensioni. Signori, che deciderà Giorgetti? Lo vedremo alle 11, perché sentiremo Garavaglia, senatore della Lega. Anche sul Tempo, Meloni su asilo e migranti. Con il nuovo patto UE i centri di rimpatrio in Albania funzioneranno, e questo è importante, perché prima o poi si parte. Partiremo in ritardo, ha detto la Meloni. Per colpa di chi? Avete capito benissimo, per colpa di chi. Ci fermiamo, signori, certo, non prima di avervi ringraziato per i tantissimi messaggi. Buongiorno, invito a chi ha bisogno di una casa di occupare la casa di Sansonetti, non farà denuncia e vi darà il suo aiuto. Si scherza. Grazie Sheila per ascoltarci. Buongiorno, potrebbe dire come avere la spilletta di Alberto da Giussano? Ma dai, contatta qualunque sezione della Lega, cerca su Facebook, su internet, chiedi a loro, perché ognuno c'ha la sua produzione. Vieni qui a Milano in via Bellerio 41. Sammy ricorda al tipo che con Renzi e Alfano sono arrivati in Italia 170.000 immigrati, non 60.000 come con la Meloni. Tutti avessero votato Lega, ne sarebbero arrivati pochissimi, come quando c'era Salvini. È quello che vi dico da qualche giorno. Meno votate Lega, più gli immigrati si macchiano di gravi reati, sappiatelo. Da Sammy Varin per il momento è tutto, ma è una minaccia. Io ritorno alle ore 11.